tavolo i relatori di oggi, che sono Marco Almagisti, professore di scienza politica all'Università di Padova, Marianella Sclavi, che non ha bisogno di presentazione, ma insomma fa tante cose ed è un'antropologa etnometodologa, in realtà esperta di proprio mediazione di conflitti, Elena Battaglini della Fondazione Di Vittorio, e non ci sarà Aldo Bonomi che si scusa ma non è potuto essere con noi, prego Marco. E poi come discussant avremo Paolo Graziano, anche lui professore di scienza politica all'università. Marco Almagisti, che peraltro è un collega, un esperto di processi di democratizzazione, di democrazia e territorio, ecco, insegna scienza politica all'Università di Padova, e la relazione che ho chiesto di presentare oggi è proprio legata al tema della democrazia e territorio, questa relazione necessaria. C'è qualcuno che si becca il tavolo con la gamba davanti. Questo inciderebbe in maniera drammatica sulla già scarsa qualità della mia esposizione. Allora, scusa, ecco, mi sono riposizionato. Allora, sono molto contento di essere qui, ringrazio davvero tanto Patrizia di avermi invitato oggi a questa occasione di confronto, ringraziandola anche per tutto il lavoro che fa, perché è un ventennio che alimenta appunto il master e una serie di iniziative estremamente importanti, dando davvero l'esempio di cos'è oggi la vita di un intellettuale, che deve lavorare moltissimo per produrre cose buone da condividere con gli altri. Allora, in queste aule, tanti anni fa, più di 80 anni fa, quello che probabilmente è stato il più rilevante intellettuale italiano del Novecento, che si chiamava Norberto Bobbio, diventò davvero fino in fondo se stesso, nel senso che Norberto Bobbio era un grande professore di filosofia del diritto e arrivò a Padova ancora, diciamo, all'interno di quel processo di maturazione che doveva farne uno degli intellettuali di riferimento, poi dell'Italia repubblicana e democratica, che nascerà dopo la metà degli anni 40 con la crisi e il crollo del fascismo e la transizione, il processo di democratizzazione all'Italia appunto repubblicana. Bobbio arrivò qui che appunto non aveva ancora compiuto tutto il suo processo formativo, era ancora, lo racconta in più occasioni, dilaniato tra pulsioni diverse, non aveva scelto i valori attraverso i quali dare un senso compiuto alla sua esistenza, dare una fisionomia anche alla sua proposta intellettuale. Diventerà fino in fondo il Norberto Bobbio che poi abbiamo cominciato a conoscere e ad apprezzare qui a Padova, grazie all'incontro proprio con quelli che saranno definiti da lui i compagni e i maestri, persone come Antonio Giuliolo, eccetera, come altri interlocutori di quest'area che appunto preciseranno con il loro valore e con il loro insegnamento alcuni valori importanti che saranno anche quelli di Norberto Bobbio. Quando appunto Bobbio concentrerà l'attenzione sul concetto di democrazia, lui, che era fondamentalmente un realista, riuscì ad esprimere il riferimento alla democrazia attraverso questa metafora che può essere molto discutibile, ma io la uso spesso con gli studenti, giusto per far capire qual è la posta in palio. Bobbio diceva appunto che la democrazia passa attraverso una scelta, scegliere di non contare più le teste mozzate, ma contare i voti. Non contare più appunto i morti per strada, ma contare i voti nelle urne. È una semplice scelta, diceva Bobbio. Ovviamente nessuno di noi accetterebbe più una definizione del genere di democrazia, perché sappiamo che è fatta di tante altre cose, è fatta delle scelte dei cittadini, è fatta di una serie di prassi. Però come nucleo centrale, in un'epoca in cui ancora il mondo era spaccato davvero in due e le scelte erano radicali, questa fu una scelta non da poco. Ma in particolare Bobbio richiamava l'attenzione sul fatto che si tratta proprio di scegliere un percorso che mette la non violenza, per esempio, come valore importante e decisivo, e quindi significava incamminarsi in una direzione differente rispetto a quella che, insomma, tutto sommato è stata più utilizzata nella storia dell'evoluzione umana, che è quella legata alla sopraffazione, quindi a una selezione dei capi attraverso strumenti violenti, coercitivi.
la democrazia propone un'alternativa. Ebbene, anche per fare questa semplice scelta, bisogna appunto avere chiari i valori che vogliamo condividere, il tipo di società che vogliamo appunto vedere realizzata. Ora, Bobbio appunto era, come dire, molto attento e memore della lezione di Dante Alighieri, che parlava appunto dell'essere umano come animale compagnevole, e lui riconosce sempre il debito che ha avuto con maestri e compagni. Farò anch'io la stessa cosa, mi riferirò in particolare a qualcosa di importante, di formativo, che ho imparato da una delle mie maestre e amiche, che è una professoressa, si chiama Daniela Piana, e quando appunto cominciavo a studiare, Patrizia ricordava i processi di democratizzazione, il consolidamento democratico, la democrazia, mi ricordo appunto che Daniela Piana in particolare insisteva sempre dicendo: guarda che finché guardi solo il sistema politico vedi poco, nel senso è importantissimo, è fondamentale. Prima con Bobbio dicevamo si sceglie di contare i voti nelle urne, non i morti per strada, e si guarda il canale rappresentativo, elettorale rappresentativo, non è il solo, però intanto è una piccola cosa. Ma se guardiamo soltanto l'aspetto del sistema politico ci perdiamo tante cose, perché il motore primo della democrazia sta nei cittadini. I cittadini sono i veri soggetti, sono il prius appunto della democrazia. E quindi tutto il riferimento alle regole fondamentali, alle procedure, scegliere quindi quali procedure utilizzare per realizzare determinate cose, è un aspetto importantissimo, ma bisogna cercare sempre di ricostruire i contesti concreti d'azione, i mondi vitali, chiamiamoli con i termini che ci piacciono di più, in cui le persone concretamente vivono, per vedere che senso loro danno alle regole, alle procedure, alle scelte, che significato ha per loro il termine democrazia, libertà, uguaglianza, libertà e uguaglianze, preferisco stare sempre sul plurale in queste cose qua. Bisogna sempre andare a casa delle persone per comprendere come in quei contesti concreti di azione queste persone intersoggettivamente danno senso alle cose che fanno e, assieme alle cose che fanno, alle regole che vivono. Questo potrebbe sembrare un po' un lavoro dei sociologi, più che degli scienziati politici. Bene, d'accordo, non è un grosso problema. Se ragioniamo in termini territoriali, le distinzioni nette, scienza politica, sociologia, altre scienze, incominciano piano piano a diventare porose e a volte anche un tantinello stucchevoli. Non è così importante definirsi sempre in maniera così virile sulla base di confini. Molto più importante è cercare di comprendere quali strumenti utilizzare per riuscire a capire appunto questa attività di conferimento di senso che le persone continuamente fanno nei confronti delle cose importanti della loro vita e vedere se in questo conferimento di senso delle cose importanti della vita delle persone rientrano anche i valori che noi riteniamo importanti dal punto di vista appunto dell'analisi politica. Che significato ha, ripeto, la democrazia oggi? Che significato ha, per esempio, il richiamo a una democrazia liberale, e sottolineo l'aggettivo qualificativo, perché è su questo che si sta combattendo una battaglia durissima ai confini dell'Europa. Putin non attacca mai il concetto di democrazia. Su questo siamo ancora eredi di un mondo in cui nel 1989 l'alternativa più marcata nei confronti della democrazia ha fallito miseramente, è crollata, e quindi, come insegnava Sartori, il concetto di democrazia diventa improvvisamente un universale accettato da tutti. Ma è sul concetto di liberalismo che i nemici della democrazia oggi combattono la loro battaglia. Putin ha detto molto chiaramente che il modello che vorrebbe è una democrazia illiberale e poi ha definito il liberalismo, secondo lui, in un'intervista per un quotidiano americano, appunto, liberalismo secondo lui era cedevolezza, corruzione dei costumi, era una specie di distopia organizzata che ci offriva sulla base appunto di una presunta sua purezza. Ecco, io credo, ma qui mi appoggio ai grandi, come Winston Churchill, penso che la democrazia liberale sia il peggior sistema di governo al mondo, assolutamente, fatta ovviamente l'eccezione di tutti gli altri, che sono molto peggiori. Nella prassi hanno dimostrato di essere, come dire, potenzialmente molto più omicidi della democrazia liberale. Ma attenzione, su questo aspetto fondamentale
della libertà e delle uguaglianze per i cittadini si combatte una battaglia che può essere decisiva ai nostri giorni, perché appunto altre forme violente non avevano prodotto un'alternativa chiara. L'islamismo radicale che compie degli atti terroristici in giro può nuocere alle persone ovviamente e anche ai processi e alla qualità della democrazia, ma non produce esattamente un'alternativa chiara che sfida la democrazia sul suo terreno. La democrazia liberale è stata presentata come una potenziale alternativa e c'è qualcuno anche che gli va dietro. Quindi su queste cose si combatte molto. Dobbiamo ricordare che appunto i sistemi democratici funzionano sulla base di un principio che è la produzione o comunque il riconoscimento di crescenti, auspicabilmente crescenti, livelli di libertà e uguaglianze per i cittadini. Se questo non succede, ovviamente, significa che abbiamo un problema nel sistema e significa che bisogna appunto prestare attenzione. Bobbio, dicevo, diventa Norberto Bobbio quando viene a Padova e compie degli incontri, conosce delle persone, vede delle cose. Non è indifferente mai il luogo in cui siamo e le persone che incontriamo. Questo, come dire, chi seguirà il programma del master, eccetera, avrà modo di impararlo in maniera, come dire, stratificata. Questo è importante da dire perché appunto nessuna isola è un'isola, gli esseri umani si connettono tra loro e per fare anche l'atto di conferimento di un significato alle proprie azioni abbiamo bisogno degli altri. Tutto nasce dalle interazioni che abbiamo con gli altri anche per capire noi stessi, anche per definire i nostri stessi interessi. Abbiamo bisogno di un'identità nostra e questa ci deriva dallo scambio con gli altri. Ecco, gli altri e noi non stiamo in uno spazio, come dire, iperuranico, siamo sempre collocati da qualche parte, siamo sempre collocati in qualche territorio e questo territorio ovviamente è qualcosa che, come dire, non ha necessariamente dei confini naturali. Anche un'isola può essere considerata in virtù di una separazione, il braccio di mare che separa, insomma, il canale della Manica che separa l'Inghilterra dal continente può essere considerato come un confine che separa, così come nella storia abbiamo visto 1000 volte quell'acqua potrebbe essere considerata come qualcosa che unisce e fonde un'identità. Non è nella natura che troviamo i confini del territorio, ma è appunto nelle applicazioni, nel conferimento di senso che fanno le persone. Ecco, il territorio, attraverso appunto quest'opera di conferimento di senso che le persone insieme fanno, più o meno consapevolmente, si carica appunto di una storia. Essere appunto qui oggi non è equivalente a essere in un'altra parte del mondo. Essere nell'Italia nord-orientale significa fare i conti anche con una certa storia. La professoressa Patrizia Messina ha scritto libri bellissimi che consiglio a tutti di andare a leggere, ovviamente, se non l'avete già fatto, spiegando molto bene come c'è una storia alle spalle, c'è uno stile amministrativo che spesso ha dato senso alle attività delle amministrazioni locali, c'è un modello, anzi sarei stato bocciato subito l'esame di governo locale, ma era tale la paura, ho sbagliato, come succede in questi casi, c'è un modo, non un modello, il modello sta nella testa degli studiosi, c'è un modo di regolazione che appunto spiega come mai certe cose vengono fatte in un certo modo qui e magari al di là del fiume Po, del grande fiume caro, no? Al di là del Po, certe cose simili vengono fatte in modi diversi. Anche qui non c'è una regola che viene stabilita con una formula infallibile per decidere qual è la soluzione migliore. Certe cose accadono appunto in maniera differente, pur rispondendo a problemi simili, perché è differente la prospettiva culturale attraverso la quale vengono interpretati e vengono affrontati. E la scelta appunto di strumenti più idonei o di uno stile amministrativo differente è anche connotato dalla storia che una determinata comunità ha, dalla capacità di innovare dentro quella storia che poi i leader, gli amministratori, le associazioni possono mostrare. Capire queste cose è parte del nostro mestiere. Il nostro mestiere non significa soltanto perché insegniamo qui, eccetera, ma anche per chi si appassiona oggi, inizia un percorso, si iscrive in master, eccetera. Comprendere queste cose è molto importante, è spesso piacevole e anche molto divertente, perché significa mettersi in condizione di ascoltare gli altri e anche di provare a cercare di capirli. E questa è una delle, come dire, avventure più piacevoli che ci vengano date ai nostri giorni. Quindi, per questo percorso ovviamente va in bocca al lupo a tutti i convenuti e convenute e anche insomma in qualche modo grazie per essere qua stamattina. Vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie.
Esatto, d'altra parte il tema della democrazia liberale, secondo Bobbio, è strettamente legato ai diritti di cittadinanza, no? E alle diverse generazioni anche di diritti di cittadinanza, quindi su questo si potrebbe continuare a lavorare, perché parlando di transizione ecologica cambiano anche i diritti, no? C'è anche, emerge una nuova generazione di diritto, che per esempio il diritto alla salute, no? Il diritto alla qualità della vita.